il dottore. A colpa niente, con tutte queste tachipirine, asperine. Tu puoi sì, pizzeria. A ci insegna che ci stanno a pensare buono e cagli che non lo può detto siamo noi. C'è da muore. Io non capisco una cosa. Si sai, ma chi ci spiega se piccione nella fa immagine? Che ci spiega? Muore! Che piccione di traverso ti fa un po' pure, no? No, non ci la sei tua lì e siamo tutti felici e contenti. Se tutti sentissero a me, che invece potessero chiudere. Hai ragione, ma secondo me a disgrazia si fa più una casa, Papà, per me sono ti fai la piano che hanno piano buono. Ma ti rendi conto quanto piccolo c'è a casa la duschetta di tuo zio Pavino e del suo maledetto per dire? C'è demore! C'è demore via! Cioè, non ci posso pensare. L'avevamo in mano e non facevamo scappare per colpa della seduta spirita. Un uomo c'è pure! Se l'avessi in te mano! Avvocato questa cos'è? Ma che abbiamo fatto? Cos'è io? Ma che ci abbiamo fatto ai sacchi di Non me la volete finire a via, sai cos'è? ma che ci abbiamo fatto? Ma quale vicini stai stavolta? Non è la sostanza, non è la sostanza. Ma buono per! Buono! Quando tocca a dire che ora tu non ti posso fare. Oh, ecco tu! O negro! Chi sei un po' essere? Che cos'è? È narice! È la metterina! Ah, ma la straniera però! E tu? Caro papà, io me ne fossi voluta. E sai perché? Perché tu non volessi bene a Macumba. Io l'amo tanto e lo sposerò. Io tanto te l'ho diciuto che faccia qualche fissaria. Non volevi scappare, ma tu mi ci avessi costretto. Quindi quando mi cercate non mi trovate. Ecco che devo usare! Ti farò sentire io con Macu. Mamma, ti voglio bene. Papà, a te no. Lazzaro, vai che Giuseppe, non sta sentendo che mi hai detto? sì, aspetta, quelli di su Pastello! già io e Macumba abbiamo fatto zighi-zaghi. Quindi forse non siamo più due, ma tre. Ma chi è un utilizzati? Chi è un utilizzati? Fatto tu per ragione! Allora praticamente dice Natascia, no? Poi, Macumba. Ma che stiamo Natale? Ma che per sé due, Pastello tu! non farci del male a Macumba quando verrà a casa, se no mi ammazza. Buono tu! Il madro Natascia, com'è? Buono tu, se si ammazzasse, buono! ti salvato? Che te ne sono? E se ne era pecata se Ah, allora tu volevi che si faceva zitto con un libro fermoso. Ah, se l'avessi in te mano. Avvocato! Se sto giù, non è! una
adesso molto le fanno poi comincia, non lo voglio. Ancora tanto roto, E allora come a fare? Come a fare? A me non mi interessa niente. Tu come lasci sto guaio e tu hai l'altra suerte. Ah, se non sai che fa, vieni fuori con lui. Oh, ecco qua. Sola! Ora che fai, perché a chi sto per avere un uomo vecchio, hai sono morato. Ah, sentite a tomata, ti morisce tu che fai? La fai te dopo tu. Piuttosto va come ti capisco. No, già è poi ora. Carino, era una battuta, era una battuta. Allora, vabbè, con te sì. Chi se poi che rimane qui? Buongiorno, tu santo, che piacere vedere i miei soci. Ma quale soci soci? Quando poi tu mi toccavo un spogliato. Io ma cosa c'è più come so fare? Un figlio, no, lo sei tutto, papà. Anzi, ti dico un'altra cosa, ma hanno tornato in azienda di 200 anni la tua volta, picchiarietta, un morio più, e sta meglio le mie figlie, sta. Ma perché non dici che c'è meglio? Perché dici che c'è meglio? Giusto dice tuo padre, perché sei tu che si avvicina a Crossai o voluto di muoio. Ma non vuole, io non ho impedito a fare. Appunto, per invitarmi per l'altra volta. Ancora, che io lo occhio per sempre, un cristiano in faccia come fa? Lo sa, un pezzo rosso. Chi se parla del bravo, chi se deve, un pezzo rosso, così ci vuole far pensare alla figlietta. Che si è fe? È un pezzo rosso, vuol dire che picchiamo un sacco di picciole. Ora ci facciamo un funerale più caro e buschiamo un sacco di picciole. Sono santo, ma che capisci? È un pezzo rosso, perché pesa 180 kg. Ah, faccio lavoro gatto già. Ma non è possibile che tutti i male comunati mi puoi trovare. È una cosa bella, sapete quale? Cade solo la moglie e un figlio assentato una seggia a rotelle. E qui? E la trascina nei guardi, nei spalle. Che l'asse vai suonato, mamma mia. Oh, vabbè, allora non rimango oggi? Aspetta. Papà, sai cosa vai? Non ci posso morire. Pesante. Tu sei sempre nove cuore. E di chi Giuseppe? Avevo una bella cascetta bianca preparata per te che avevo coratta, No, caro Lazzaro, c'ha cancellato i colori, perché sarò signorino ancora per poco. Mi sono innamorato e presto mi sposerò. Tu, è questa fuori. Una ragazza bellissima, è stato un colpo di fulmine. E Babruccio? Sì, d'amore. Oh, date scrivere, date scrivere. Alta, castana, nasino piccolino, occhi intensi, ma soprattutto benestante. Mi ha confidato che suo padre sta concludendo un grossissimo affare e ci ha annacciato un sacco di piccioli. E questo perché ci siamo? Ancora non lo so, abbiamo fatto così in fretta che manco saccio runne sta. Saccio solo che è pazza di mia, tensenia un po' stare, tant'è vero che andiamo a dire che mi chiama a dire una cosa importante, ma la verità è che non può stare senza di me. Ma tu ci dici che sarà bello per una routine? Intanto io lavoro trovato, tu che puoi fare? Solo qualche spegno? Caccia l'indirizzo di un morto, dopo funerale, mi date un altro 200 euro. Arrivederci. Tutte felici sono morte, no? Papà, sai che te ne andiamo a cominciare a chiesa, perché da qui dove non sapere che sa cospetta, perciò non dove sa cospetta, tu fai finire, dico, oh, che mozzi.
sempre lì, pure, che sto Ma chi sa che ma che mica si è visto dal mondo? Ma che sta morendo? Ma la pizza cosa? Per fare così? La fotografia non ci ride. Papà, non hai capito si sta commedia. La vita vai a travagliare finalmente. E raccomando, stai tranquilla. Oh. E tu ma vuoi per Natascia? Sai come da voi? Sanno scritto, papà, non vuoi me! Sciato del mio sciato! Angelino la casa! Ma vicini, questi vicini ti mancavano in quella casa che ti mancavano! Viva la vita mia! Donna! Donna! Che schifo! Che briogna! Da lei, non ti ci metti pure tu, sai, non ti basta quanto sei afflitta. Ho già vestito ridicolo. Stavi a mettere una bella maschera in la faccia. Vieni, ti chi difficile che chiama sta qualcuno? No! Peggio! Peggio! Avessi abbassata la grattatura in la faccia. Fui il un picciotto rubani! È pure ridicolo! Ma che fa abbiamo? Mensassata non si parla l'altro! Che bisogna! Che bisogna! Ma non era cosa. Una mia madre è stata con lui, sai a fare i cabassi la sua casa, perché ti saprei una miseria che venita. Va bene. Ci può giurare, però una cosa te la dire io. A colpa eri tu non pasquini da marito. Se fossi stato un'altra sora, ci avessi tagliata la testa a tutte le Io? Ecco fosse stavo io per caso, ecco fosse. Tuo marito? Esattamente. Chi tu sei che comanda la tua casa, Piensa, il lato coglione, Dolores, mia figlia, ci risica che uscivo per tuo picciotto o funerale la nonna della sua collega. E quando mai voi tu mancano mai a casa, ma? Io, mio marito, prima che uscivo, o si sapeva, si faceva un professore. Certo, perché per tuo marito ci c'erano essere tutti professori. Pare che tutti cacare e fecerai dietro. Ma Dolores non faceva professori, faceva un lavoro molto particolare. Allora io, con due occhi, anzi, solo uno, che l'altro giorno ci fece la rapina a banca e un delinquente ci legò un pugno nell'occhio a mia marito. Buono. Comunque, questa tagliata con un occhio solo, le figlie capito tutte e due, sì. Brava, che capello, che capello. Che non era cosa perita, che l'aveva allassate, che su peso si stavano fatti zitti. Allora, Dolores vicina mia ci disse, papà, io lo amo, io gli voglio bene. Non c'è fatto niente. L'acqua allassata. Sì, perché tuo marito, ho posto un cuore, ha un maratone di cemento aimato con la sua facciazza, perché sto? La verità sai qual è? Cane figlia, chi tu mi feci Natascia, non lo facesse mai. Mi chiami troppo terrore, so fatto troppo. Senti qua, ora dopo tutta questa bella lezione di vita che mi staranno, questo buone catennisti, di chi è che mi figlia in Santa Pasqua, va bene. Mi va, ma no perché? No. Ma perché io? Mi vuoi a farmi trovare il cane? Meglio che mi va. Va bene, levati l'avanza, va bene. Signora Crocifisso, signora Teresa.
Stia tranquilla che tutto si risolverà. E poi almeno a lei queste cose possono accadere perché i figli ce li ha. A me nemmeno questo può accadere. Prima di tutto, cari in questa stanza, ci sono pure io, tra me solo. E poi, signora Teresa, basta che sta buttando Silvietto, che ancene tutta innata, perché non ce l'è un figlio. Lei stava con un tale, che succede qua? No, non è più così. Ma dico io, che stiamo andando a riparare con la cristiana? Lasciate senza educazione che sei. La verità, cara signora, è che sua sorella dalla vita ha avuto tutte cose. Ma si ricordi che la vita è una ruota. Oggi tocca a me, domani tocca a te. E finitela questi discorsi inutili. Piuttosto mi dicesse una cosa, i pantaloni come un cilindro. Troppo belli, ma probabilmente non mi serviranno, perché siamo a buon punto per adottare un ragazzo. E chi ha 50 anni? A lei proprio quanti anni ha non le interessa, solo che come dicevo prima, siamo grandi e uno piccolo non ce lo possono dare. Sono contenta per la segnatezza nella me, finalmente va. Ma lei non si deve preoccupare, perché se tutto va bene saremo tutti contenti. Casi finalmente immacolati. Ah, l'unica vicina e notizie di tua figlia. No, perché che è successo? Ah, giù le chiamo telefono, non mi risponde. E tu hai suonato a chiamare a scuola. Ma proprio la scuola che avevo che chiuso io. Come? Se non mi devo far male, poi non lo so. Ma come? Siamo andati a sentire tutta contenta, cantava perché? Dov'è mio figlio? Dov'è? Che solo perché ne so, che ne so. Ti preoccupare, stai tranquilla che ora buona. O che? A voi per tutti queste cose di tuo figlio, che lì che non so nessuno, sai? Ma io ti rio, un bologno. O ti rio, un bologno. A me non ti riengo, non mi interessa proprio niente, mi dicevo tieni. A me mi interessa solo che mia figlia ritorni a casa, va bene? Tu ti riengo come se mi capi più tiesa. La vita è una ruota, oggi a me, domani a te. Ma no, io mi si però le va a finire, giustifica sempre me suono, ne parlo male, ma devo più sentire parlare male, che fai? Il problema, cara signora Crocifissa, è che sua sorella parla troppo delle altre persone. E lei se li chiama niente, ricazzi casa e te ce ne esce, basta. Comunque, ora me ne vado e aspettiamo gli assistenti sociali per le ultime pratiche burocratiche. E se tutto va bene, il mio sogno di diventare madre si avvererà. E io ci auguro tutto fuori, vieni, Ciolito. Ci vediamo presto e mi raccomando senza piangere perché non ce n'è motivo. Ma tu puoi dire senza piangere non ce n'è motivo? Non capisci niente. Sono 40 kg da cose care, Ma appena il romano con la scena in te spalle, uscito uno di te, dobbiamo chiamare la scala dopo, lo può chiamare. Ah, ecco. Aduvava a Natascia, vai. Aduvava, aspetta che mi pigliassi io. Passiamo il buon che vai per già. Non fui mai. Quando torno nelle SK, a bomba, una tutta travagliata perché dice che avanzo io. Non sto pensiero, mannaggia. E se c'è mi scambia figlia, come faccio? Non capisci che era presa in giro per continuare a travagliare, picchiato il soldi dollari. Si scantenate. Ci sono dicono, se l'ha messa in te mano. Se l'ha messa in te mano. E poi te li va a pezzi. Passi. Urrei,
muore, io faccio muore. Vostra figlia stare bene. Lei amare me, io amare lei, noi amare noi. Papà, dai, ci abbiamo una macumba, che così? Dentro il frigorifero c'è la candeggina, almeno Se voi continuare a fare così, vostra figlia non tornare mai. Per favore, non possiamo fare sentire male, non è la vicenda mia del viso. Non potere parlare. Dove stare noi in trattare benissimo. Ma Nasaccio ha mandato me per dire una cosa fuori. O vuoi accettare me, o voi non la rivedere mai più. Ma lunga avere parlato, ci faremo sentire. E magumba guè, se non accettare io mi portare Nasaccio in Africa. Dimmi una cosa, ma viene che vai senza cadenzare. Ma si può sapere che utilizzare? Molto pozzolino, lo stavi stare, dai. Io non sono curiosa di sapere. Quella si ringhia a tutte noi. Lazzaro, Dice che maledetto. aspetta che c'ho due anni all'altro. Tu capi tutte cose, non detto fuori. Dai, Natascia! Tirati, Natascia! Ma che neita, papà, dai. I capelli come pareva io, dai. Ora non la approfittare. Ma la città per forza non può essere più, no? Io te ne sei cacchista di giorno voi, Gastonicolo. Già sì che me ne vai. E allora come fare? Dimmi un po' come a fare. Ma che cosa dovevo? Non ti può occupare la moglie. E poi te che mi Lo appena. sapevo. Signori, buongiorno, sono di nuovo qua. Ma chi cerca di una mia cugnato? No, questa volta cercavo a lei e a sua moglie. Perché purtroppo per la vendita del terreno sono sorti dei problemi burocratici. E immagini c'è da sentire. Vengo e mi spiego. Al catasto questo terreno risulta ancora a nome di suo padre. Allora, E allora, visto che suo padre è morto, non può portare nessuna firma al contratto. e scusasse, dici che sono un famoso primario. Certo che vuole firmare, però per suo cognato diventare proprietario unico bisogna che firmi pure lei. Ah, ho capito. Allora se ne sono a firmare la firma. Che fa? Vieni, che collega le carte, che collega. Vieni. No, per mia moglie firmare, quanti è mio figlio, volevo andare i piccioli della vendita lotteria. Amma te l'occhio tu. Va bene, ho capito. Sentite, mettetevi d'accordo fra di voi e poi mi chiamate. Vi do 3 giorni di tempo. Dopo di ciò non se ne fa più nulla. Adesso vado sopra, ma dillo pure a suo cognato. Arrivederci. Chi siamo a casa di loro, ma come non ci pensavo prima? Ma dico io, Che? tu cuidaste la facciamo vedere a me parte, ma cuidare sta facendo, no? Un nonno. Eh? Un nonno qua. Bravo. Ma quando è voluto mano, no? Magari non mi hanno messo, ci l'ultima volta che anche io l'occhio per sia. Sì, che io morire, tu fai. Siete in bugione e di sorelle tutte loro. I piccoli mi facesse volare con te me la butto intorno a me. Ma io non mi interessa niente, io voglio solo che la figlia deve ritornare a casa. Vabbè, dopo occupare la tua. Poi. Non è porta di mappa. Nemmeno che voglio dottore. Se come la così succede?
scusate, ma che ci è successo a sua? Perché lei viene tantissimo, niente sa. Ragioniere, se ne fui io, pure sua figlia. Pure, ma lì c'è una malattia nascosta. La pomita tutta perfettina pitturata. Che modo non aveva a scappare sì? Ma cognato motivo. Ah, ma c'è quella culturese uguale proprio. Invece cognato parete frate, questa mentalità di tutta capita. Ora si spiegano i voci che intese passano ieri alla sua casa. Ma me ci sta una cosa, lei come mai? Che succede? Perché ci stava proprio a lei. Qui c'è il pantalone e il vestito che mi aveva acquistato. Dice, ma moglie, ci vanno solo le punta. Mi servono, ma me ne mettere più tardi. Ma, suo figlio che ha? No, niente. Beonevolo, non sai perché papà, ma io tutto nero la storia, sapete? Ah, un'ipura a casa poi sta buona, anzi che ho sempre mica il meglio è. Ragione la scusare che Benedice, mica sa a picchiare, è giusto. No, ma fa buono. Anzi, sapete che vedi? Più tardi da mia casa ci sarà una festa grande. Ti viene un compleanno di qualcuno? Ma quale compleanno, signora crocifissa? Finalmente mi ha detto un figlio che volevamo. Vino, ma che mi sta dicendo? Già madre, ma sono contenta, mi immagino sorridere allora. Ah, felice come una Pasqua. È un settimo giro. Ancora si saccato. Guarda che sta una cosa per dire, quanti anni ha questo piccerino? Insomma, proprio piccerino non è. Lo spiegavo l'altro giorno, potevo picchiare la genitore. Chi suave 27 anni. Io non avevo fatto, Giulio. È un bravo piccione, e chi sta importante? E se tutti i piccoli non ragioni. E se non con tutto uguale. Ma dici una cosa, ragionevole, ma che tanto che chiude chiara e mi fa conoscere. Non vi preoccupate che pure voi parteciperete alla nostra festa, perché se ne detto il nostro picciotto, il merito è pure vostro, è precisamente di un componente della vostra famiglia. La nostra famiglia è qui. Ma poi sono abituato. Confermeremo il piccino, lo confermeremo il Mela, aspettate, io e mia moglie getteremo le carte in tavola. Vi saluto. Questo per me è scemo fuori, non lo volevo. No, secondo me non c'erano qualche cosa. Ma tu che belle tutte cose, che belli. Bianco nero, bianco nero, bianco nero. Secondo me hai bisogno di una bella lista di torcerie e ti faccio il culo di comerare, te la studenti ne vanno. Bene, sì, a me figlia la lista caravanza per il suo mondo piccerino. Bene, caga, ti faccio conoscere il suo pezzo figlio, un ragioniere, chi non è picciolo. Ma tu come fai a dire che io più si manca da questo, la lascio mai, come fai? Non c'è pezza, segnatelo, che picciole, fanno mezza bellezza. Oh, come tuo figlio, hai ricevuto a te vuol dire che i cristiani finalmente dopo 25 anni hanno un figlio e tu fai anche di pensare ai piccoli, cosa inutile! Segnatelo, senza materia prima, felicità, non ce n'è, no? Ma sai che ti dico? A mia mi sta assaggiando, sentirete fare tutti questi discorsi. Tu mi stai, io me ne vai in Parigi, che ci va giusto che cause o ragioniere. Perché sentirete parlare, mi sta venendo le gomme tappe. Tutte sognatrici, ci pensa che secondo loro che c'è l'amore e c'è tutto. Ma che hanno capito la vita, che hanno capito. Ma vedere come poi tu. A voi! Papà, a noi a me piace, perché ti può pigliare all'improvviso senza che ti nasca un come portare la pezza? No,
buono. Vi devo parlare, ma la zia non c'è. E lui che fa dorme? Non si è da India. Indo che fa ancora la lezione tu mi capo quanto Mi chiami la zia, per favore. non ci fissa, dai con c'è. Quindi mia figlia Natascia. No, c'è dove pure. E tu che ci fai? Tu sai la tua madre mischina scappola e non mi spiaci. Lo so, zia, per questo sono qui. Ho bisogno del vostro aiuto. Non sei aiuto, questo è buono. Tu hai bisogno di non sei aiuto. Sì, è precisamente di Lazzaro. Nemmeno. No, me ne hai detto le cotte a giocare era tua, hai bisogno di me. Lo so, ho sbagliato a parlare male di voi, ma nella vita tutti possono sbagliare. Vi chiedo scusa, spero mi perdoniate. Ma certo che non ti preoccupare, zia. A domani ci sono con voi che Lazzaro si può aiutare. E vieni, Lazzaro! Ma sentite così. Scusate se mi intromettessi, ma non ce ne puoi. Sì, per questo sono qua. E il ministro solo e non c'è. No, Marco, fuori che mi sta aspettando. Chiamano proprio Lazzaro, ma così, chiamalo. Ok, per favore. Non ce l'ha anche io. Proviamo un po'. Pensate a fare una quitteria. Aspetta un panna, siccome c'è una nipote, ma proprio una persona importante, non potevo parlare per voi. Quindi va bene che appena nostra nipote se ne parte, andiamo. Va bene. Ah, questo te lo so, se va dentro, va dentro. Zio, ma che fai? Guarda, È lui il mio fidanzato! Sì, sì! Scendi, ma credi cos'è la vita? Ma tu la via a dire. Già, ma tu la via a dire, saluta ma come figlio sì. ma tu Giuseppe, Non capisco perché mi stranizzate così tanto. Non pensate che possa fare felice a vostra nipote. tu, scusa, facci il becco, molto dato il giorno. Oh, e tu ma non è figlio. Basta così, non c'è molto tempo, se viene mio padre, solo un po' per tutti. Chi ci stava pensando io? Zia, sono 25 anni che mio padre mi opprime, devo fare quello che dice lui, devo conoscere chi dice lui, mi sono rotta le scatole, voglio fare a modo mio. Buono, bello, buono. E tu oggi chi ci da sia? Ma perché io sono qui per mia madre, l'altra vittima di mio padre. Lei, senza di me, morirebbe di crepacuore, ma nemmeno lascerebbe mio padre per venire con me. Quindi sono costretta per il suo bene. A fare facci tutto qua. Esatto, e qua sono tucci poi. Io? Ma se non tuo padre, non tuo padre. Ma lui non ha timore di nessuno, solo di te. Devi sapere che mio padre fa tanto intelligente e colto, ma in realtà è migliore di noi. Ah, vieni, cominciamo. Lui è convinto che tu gli abbia fatto la fattura malefica. Via. E siccome gli stanno succedendo un sacco di disgrazie una dopo l'altra, pensa che sta di questa fattura morirà presto. E chi te la voleva? Io, e guarda tu. Quindi tu parlerai con mio suocero. Sì, e gli dirai che finché non si riceve suo figlio a casa, con mia si intende, sta fattura non c'ha le misure e le disgrazie non finiranno mai. Bravo amore. E te lo caso, io dai, sei giù. A mia parte sto come da. Zitto te. Volevi dirmi che tu non facevi gratis. Mi promette che parlerò con mio padre e gli faccio avere la metà del ricavato della vendita del terreno. Va bene, dai notato. Scendi. E dici, Dai. Grazie, E la dica, morto. Zia, stai tranquilla, ti ho sentita una Natascia tutti i giorni, sta bene e non vedo l'ora di riabbracciare. Mia vicina, abbiamo morire a meno donne. No, zia, non te lo posso dire che l'ho giurato, ma stai tranquilla, che la rivedrai presto. Zio, secondo me pure tu dovresti cambiare idea. e ora pensato a faccia qua a mia situazione. Ora un mistero, Stefano. Un
ci vogliono troppo bene. Andiamo, andiamo, grazie a tutti, grazie, non parlo con mio padre, ti prego. Penso State io. attento, state attento. Ora ci penso io, papà. Sai che fare, dovete scantare assai. Ah, Miori, va. Ah, Miori, ora ci penso io che sta cos'è. Sai che ti provate a stregurare, non è facile a cominciare. Mi pare a mia, con un certo personaggio che conosco io. E via il santo! Non fate paragone con me, perché che santemo, almeno morendo 100 anni di salute i sottenitori, una casa di proprietà ce l'hanno. Ma comba, manca la casa non l'hai, pure per una cosa. Sebbene ora Natascia, io me l'accetto dentro e senza punizione, però a venire sola, sola. Ma quanto sei bravo quando parla così si dice come miele. Papà, dai che te! Ragazzi, E questa che mi ha preso. Ha fatto il doppio delle cose classificate. Appunto io, un po' io, me ne sono passare io. Ma mi pare che sono felice. ma manco stai. Io capisco come a mio cognato non ci fate filmare un documento non del mio, ma voi siamo scontaggio che ti mi ha pagato. Oh, ecco quello tutto lasso! O vede, in primis, almeno un mandato, che cosa tengo a così, anche da fare, a voi per portatore, in secondo luogo, un scontaggio lo va, un terreno non la so, messo a giù, la seduta speritica. Ragazzi! Ma chi sta vicino? Ma vuoi dire solo tu? Te ne dovrei che non ti ho era a Milano quando parlava. La causa che c'è a morire. Siete Costantini e tutti cristiani, io compagni, capite noi? La salute e con la dignità, Ma capiti sa dignità! quasi quasi mi rimettevo ad avanzare e pensare che queste cose succedevano solo nei film e nelle fisciose. Dico io, ma ora siamo fatti granduzzi, non potessimo mettere la vita su per tutti questi cose e facciamo pace, Ah, bene, ce l'ha detto la guardato che dov'è chiamare? Giusto che ci fai fuori. Ah, volevo finire di fare queste discussioni di picciole, la avevo così più importante che pensavo. Vabbè, pure la mia, e almeno lo pensai, e avevo pure il bottone. Da voce, da voce! Me ne non Eccolo, zio! E qual è la proposta? no, non bisogna niente, ti avevo detto. Sono dentro, alza, passa. Vedi, noi da buoni cristiani ti vogliamo porgere l'altra guancia e tu ti stai rifiutando. Vedi cosa è tu? Ma quale guanci, ma c'è solo qualche righa di secondo, qualche riga. Ma così mettere un minuto, che te curi? No, no. Allora, No, senti. la canoa, dove sono tuo figlio? Voleva la tua, accettava la casa. Ma tu sono zio? No. Le alzati la fiducia di suo padre, per me non c'è non è. Ma che così orgoglioso! Allora guarda tu ci fai la tua! A me non capisco perché tutto questo pensiero su mia figlia. Secondo me c'è qualche cosa sotto. Non c'è niente sotto, siccome ci stanno avvicinando le feste di Natale, noi siamo più buoni e vogliamo unire le famiglie, non c'è niente sotto. Ah, lo sapete. Eppure,
voglio fare io una bella proposta, caro bagnato. Io mi dicevo a mia figlia, uso zitto a casa. Non ho potuto dire a tua figlia come a come, vedi? Ora cara! I nostri destini sono paralleli, caro bagnato, e scende tu! Ma chi c'è? Chi c'entra io? Ma Ma come che ci dici che adesso tutti con voi, eh? E lei? Pensaci a tu, aspetta. Giusto, dice Totò. E fammi venire pure quella andiamo. Ma chi c'entra? Perché c'è la mia seconda volta buona? Tu, lo sai, carità ma con marita non sono fermata mai. Perché visto che facessi sta proposta? Unire tutte e due. Se vi mettete in una balanza, si sa che stessi. Oggi siete convinte che essere mascole significa essere orgogliose. Non dire niente. Essere mascole, con M maiuscola, significa soprattutto fare contente le famiglie, le mucchiere e le figlie. Punto! Che fa? Ti passo la bontà, una cornettola in mano e va bene. Ma siccome è una parola, la mia proposta è sempre una, è sempre prima. Io mi dicevo a mia figlia cosa sento, l'ho caputo e diceva a Macumba, cosa sento. Va bene, la mamma. L'auto, papà, lascia l'auto. Va bene. E venivo pure un'altra cosa. Il mio terreno, lo c'era a me, perché tanto io bisogna una peggio. Amore, dai. Pensaci, cognato, fai felice la famiglia, ti prego, pensaci. Amore, la va poi. Ora faccio fare l'inizio. Ora faccio fare 1, 2 e 3. Buone veglie, papà. Per mia puoi stare con me, ma chi caramba devi fare a amore? È meno male che devo essere più buona se ti salveremo un Natale. Non immagini che essere la Pasqua. Cacciano che carattere secondario che buona, no chi? Ma che sente no? Per dirlo puoi stare con me. Oh, poi il noto via. Se vuole fottere i belli che ci daranno tutto per via. E allora di tutto noi. Ma nemmeno ma tu a Macumba uno può vivere perché è nudo o perché è senza picciole? Tu sapessi picciole, potresti pure un occhio. Ancora figlio dottore, papà. Una pertantina non ti sai. Ah, E direi, una porta che va aperta. Sta perché? Oh. Finalmente, cara signora crocifissa, il momento è arrivato. Questi dove li poso? Cosa stai da sola? ragione, ma scusate, ma fai tornare alla sua casa, dici da sì, non capisco. Ah, questa rossa, no, ma che cosa facevo? Per ora siamo qua, perché più altri, in alza discussione, c'è entrata assai. Veonivolo. Finalmente è arrivato il momento di dirvi la verità su vostra figlia. Mie figlie, è un ci sono. Aspetta, su mia figlia Natascia. Proprio su sua figlia Natascia. E dove? Ha stato proprio sotto a guardia. Su che Ah, soldato, papà, Giuseppe, perché vuoi scegliere una soldata? Certo, ma che sai capire, ragionevole, che è figlia, in essere lungo, hai stato buonivoro a sua casa. E innanzitutto Univoro si chiama Macumba. E poi sia lei che suo figlio lo dovete rispettare. Ma non se ne parla proprio, anzi ci dico, ma i sacchiere delle figlie che io non caccio una nota a questi anni. Ah, Aspetta, santo, da prima dovresti presentare a mia figlia. Figlio mio, puoi entrare, non avere paura.
aspetta, ma dovete fare una curiosità. Ma Macumba è vostro figlio a tutti gli effetti. Tutti piccioli. Quindi, se muore trovato noi, tutti i piccoli passano a Macumba, e se muore Macumba, tutte cose passano a me solo, e se muore me solo, tutte cose passano a me facendo mano, e se muore me facendo mano, tutte cose passano a me. Non venuto, ma chi se ne assaggia? Passerà tutto a lui, proprio tutto. Anzi, da domani verrà nel mio studio e comincerà a lavorare con me. Allora, caro ragioniere, dopo queste belle parole che ha detto, caro Macomba, tu sei sempre il benvenuto alla casa. Insomma, mi raccomando, d'ora in poi da lavare il vuoto io voglio nascere, va bene? Signora Teresa, e allora ora noi siamo consocere? Sì, e ci possiamo dare pure del Che bello, sai bisogna registrare il vuoto per la me non ti posso fare niente. Mamma, io devo mandare scusa a tutti questi uffici. Posaccio quando sono fissi perché mi teneva sempre informata. Ma una femmina quando conosci l'amore, niente può filmare. Sì, e punta a scusare per niente con tua madre. Anche, ma chi sta buono per te? Ora è tutto. Ora noi ce ne scendiamo perché stiamo organizzando una festa grande con tutti gli amici di mio figlio. Ah, sì, tutta l'Africa sarà megale. E io sto desiderando le figlie. Per fare mangiare se ne fanno un berice non basta. E tu qualche cosa assaggio pure. Ci mancasse altro. Naturalmente anche la vostra famiglia è invitata a partecipare a questa festa. Basta che Lazzaro non a cominciare a scrivere, perché sennò la festa è rovinata. Non ti preoccupare, Teresa, ci metto per giocare avanti un mucco, non posso fare più. Io faccio un DJ, mettiamo. Dom, dom. Allora che ho detto niente. Va bene, ora ce ne scendiamo, ci vediamo dopo. Una cosa sola, Teresa, ma passare a tuo figlio perché ha situato qualche altra situazione. Ecco. Non capiamo, quale che te sono il mondo? Va bene, tu puoi stare quanto vuoi. Appena venite però scendete davanti a dare una mano d'aiuto. A me Teresa. Come sono contenta di essere arrivata a casa, non mi manca niente per essere felice. No, figlia mia, di essere felice ne manca ancora una cosa. E tu sai. Ma tanto che cosa faccio qua? Io lo so come queste cose. E guardi, casi, stavo pensando proprio a questo venuto. Ti chiamavo io a due e ci dissi da avvicinare. Cuginetta mia, come stai? Ma che posso? Che si ricordava, ma non ci raccomati. Che dicete? Ci parlo io! No, basta stare, mi ficcate il motivo, manco mi facesse parlare. Io scorrere sangue, papà. Io scorrere sangue, oh zia, oh zia. Ma poco fa, dopo parlato un diretta parola d'onore, che se io mi accettavo un maiennero alla casa, io sarei stato sua. Già, finalmente dopo 30 anni ti stai sentendo fare un discorso giusto, Ora ci puntiamo per un capizzo, signori. Siamo ci lasciamo se no. Non faccio vedere. Ora guardi, finite già lì, che poi quando uno le chiamo io. Ora faccio 5. Aspetta un minuto. Se aspetta. Ci telefono. Ma chi c'è tanto per la famiglia? Immacolata! Chi c'è? Crocifissa! Immacolata, scendi con tuo marito,
Immacolata, crocifissa, la chiave Pesante, un bicchiere per festa, che stiamo facendo quello per te. Amore. Che bello giocare a Bucciarello! C'è una cosa importante che deve fare ridere. Allora scusate, se permettete io tolgo il disturbo. No, anzi devo fare il testamento. Testamento. Non so di cosa stia parlando, però per me non c'è nessun problema. E infatti lei deve rimanere, forse una volta per sempre che vediamo questo discorso del terreno con questi due controlli. E quando muore mai? Quando muore mai? Giuseppe, il ranniere perché Giuseppe? E sei chi questa casa? Mi sento meno cagato, mi si Tu ricordi ancora che me l'hai la parola d'amore, tu ricordi perché cosa? E certo, io sono del bambino, un discorso onivoro e di me figli. Un dono onivoro si chiama Macumba. Ma sempre onivoro. E per sia questa parola conta o ancora? Bella famiglia parla piano, la parola è il Vangelo. Certo che conto, capisci? Conta. Sì, tu capiamo. Aspetta che ci siamo. Natascia! Macomba! Avessi piacere di dirti che finalmente mia e mia figlia furono accettate a casa di mio marito. Perciò io mi sa che cade fuori il mio genero preferito. Anzi, guarda, ha accettato poco. Vai. E tu dici da te, ti passate un vice da te. Dai, figlio, fai bravo! Ma te ne no, come ma te? Scusate se intervengo io di questa situazione non so molto, ma se lei giustamente ha dato la sua parola, adesso non so per cosa. Ecco, ci devo dire. Siccome lei avesse sapere, siccome mia figlia se ne avesse voluto con la donna, e una figlia di mio suolo, se ne fui io con una... E la ditta mi ha dato giù. Basta, ho capito tutto. Signor Parlapiano, la parola per un uomo è parola. E vabbè, accetto mia figlia cosa zitto, a malincuore però. Accetto mia figlia cosa zitto, a malincuore. Accetto. No, pure io!
mi aspetta domani tutte e quattro nel mio studio. Così finalmente mettiamo la parola fine a questa compravendita. Arrivederci, a domani. D'ora in poi ama essere una famiglia uniti per sempre. Quelli tuoi casuali. Ma tu non vai, non si la poteva giù senza la casa, non va per sentire una nuova. Con piacere, amore. Lazzaro, ora tu picchia la fotografia e adesso lo fritto e noi. Ma se dai sto niente, avessi a morire dopo. Oh, ma chi domani è il tuo funerale non va a fare il papà. Oh, via, aspetta, mi aspettavo, vedi? Amore, vai. Oh. Padre, discussione non amarrà più, ora basta. I nostri figli su qua e a stare tranquilli. Ora non dire a festeggiare, piccione. A nostra consuocera non aspetta. Mamma avete ragione. Fratelli africani aspettare me, ma se non arrivare a bucare tutto rimanere senza. No, prima di domandare una cosa. Ho fatto lo zingare zacchi siete noi o siete te? Sempre noi. E va per festeggiare. Ma se non sto schizzati per Antonio, ma chi è? Poi tu spiego te. Caro Lanz, dopo tutta questa bella riappacificazione, ma lo vuoi dire qual è la bella morale di questa commedia? Caro papà, la morale di questa commedia è che nella vita reale, come nella commedia, ci sono tante famiglie che sono scegliate per case, terreni, picciole, eredità, eccetera, eccetera. Quindi noi speriamo che queste famiglie possano prendere spunto dalla nostra commedia e fare pace. Perché come disse un famoso commediante del Cinquecento, un mio amo, Giovanni Maestala, i piccioli sono Mogliezza! Grazie. Cominciamo da Francesco. Dove sei Francesco? Lui è assistente lì. Poi continuiamo con colei che ci dà una grande mano d'aiuto, che sta qua sotto, che trucca, insomma, una parte importante all'interno della compagnia, Piera Butitta.
attrice, la seconda regia audio, la terza badante di Giovanni, l'assiste davvero, Fiori Eugenia Ungaro. Io ce l'ho. Simona Torregrossa. Grazie a Simona, mi ha raccontato che non era il piccolo scrupolo qua. Continuiamo con la presentazione, signore e signori. Antonello Bardoni. Miriam Cinavici. Milano. Merita un applauso doppio. Dai, Anche se l'hai presentato, mi ha detto che lui è arrivato con l'aereo da Bologna alle 2 di pomeriggio per essere qua, grazie. Rosario, buongiorno. quello che è arrivato. Giovanna Conti. Il mio socio. Quando sono uscito un mese non puoi interrompere. Marcello Farà. Giovanni Massala. Voglio fare dei ringraziamenti e ringrazio Donatella e Lillo per aver portato la maggior parte di voi dal lato sinistro, Marcello E Salvo Bellone dal lato destro. Grazie. Poi avrei fatto passare gioia a ridere. Ah, no, c'era ancora no. Ah, scusa, ringrazio l'attore principale Giuseppe, un applauso. E una di voi possiamo fare la copia che ci dice le cosari e altri stavamo in tavola. Ringraziamo Don Leonardo per Avevo messo il tavolo. la concessione di questo splendido teatro. Da proprio bene. Grazie per Leonardo. E qui. Che non è solo nel film, ora te la vediamo. Poi l'applauso quello più sentito, più doveroso, perché senza un pubblico meraviglioso non ci sarebbe questo spettacolo. Devo fare l'applauso della vita. L'applauso